Buongiorno, buon pomeriggio a voi tutti. Ci troviamo in questa sede e in questa modalità decisamente particolari per proseguire con il progetto avviato dal Comitato Regionale Veneto della Federazione Italiana Sport Equestri, dal titolo Conoscere, sapere, crescere. Chi tra voi ha già avuto modo di seguire i primi 3 incontri di questo progetto voluto dalla presidente del Comitato Regionale Veneto della FISA, Clara Campese, sa bene di che cosa si tratta. Diciamo che è un progetto teso a così raccontare fondamentalmente cose della vita dello sport, dei cavalli, del nostro sport, dei nostri cavalieri, dei nostri campioni, facendo un viaggio nella storia per arrivare fino ai giorni nostri. Il progetto è stato purtroppo interrotto a causa, insomma, sapete bene tutti ovviamente di che cosa stiamo parlando, ma dopo un primo momento così di riflessione è stato deciso di proseguirlo appunto in questa forma e in questa sede, quindi a distanza. E io devo dire sinceramente sono un po' preoccupato perché è la prima volta che faccio una cosa così e non ho nessuno di voi, ammesso che qualcuno sia all'ascolto in questo momento davanti a me, quindi ho la sensazione un po' claustrofobica di parlare con me stesso davanti al computer, con me stesso. Spero che qualcuno di voi sia all'ascolto in maniera tale da così, insomma, condividere questo momento. Dunque il progetto continua e, come detto, continuerà secondo questa diversa modalità, quindi con incontri che dureranno meno di quanto siano durati quelli precedenti, i 3 che abbiamo fatto, che sono arrivati a sfiorare le 2 ore e mezza a volte. Ovviamente non ha senso che questo accada qui, sicuramente l'attenzione è minore di fronte a un computer, magari da soli, quindi cercheremo di mantenere ciascun incontro entro la mezz'ora o i 45 minuti, diciamo, al massimo. Come detto, io non vedo nessuno, vedo solo me stesso nel monitor del mio computer, quindi mi piacerebbe, vi chiedo la cortesia, se fosse possibile a ciascuno di voi di magari mandare un messaggio. Ecco, vedo che già ne stanno arrivando, grazie mille, almeno mi sento meno da solo in questa circostanza che, come detto, mi preoccupa un po', perché un conto è parlare di fronte a delle persone con le quali si mantiene un rapporto anche visivo diretto, altro conto invece è farlo qui nella totale solitudine del mio studio. Comunque, veniamo a noi per descrivere come si svilupperà questo progetto. Chi tra voi ha seguito i 3 appuntamenti precedenti sa che l'ultimo, quello che poi è rimasto un po' in sospeso, riguardava la storia dei campionati internazionali e io avrei pensato di riprendere da lì, ma da principio, nel senso che potrebbe esserci qualcuno all'ascolto in questo momento che non ha seguito quell'incontro, e quindi il discorso campionati internazionali io lo riaffronterei dal principio. È un tema importante, perché i campionati internazionali sono quegli eventi che raccontano nel lungo periodo la storia sportiva di un'epoca, la storia sportiva di una generazione, la storia sportiva di un paese, di una nazione, e quindi sono un riscontro importante per capire la natura dello sport. E lo sport è ovviamente prima di tutto un'attività che viene fatta da noi esseri umani, quindi la storia dello sport è la storia di uomini, la storia di campioni, la storia di cavalli. Questo è quello che racconteremo lungo questa serie di incontri, questo ciclo di incontri che svolgeremo in questo modo, secondo questa modalità. Naturalmente tenendo l'obiettivo puntato particolarmente sull'Italia
e quindi sulle vicende che hanno riguardato lo sport equestre italiano nel corso degli anni, nel corso del tempo. E prima di entrare nell'argomento, io vi chiedo anche un'altra forma di collaborazione, se vi fosse possibile. L'idea iniziale era quella di creare un incontro settimanale, come detto, tra la mezz'ora e i 45 minuti, a seconda poi di come procedono le cose. Però ci sarebbe anche la possibilità di farne 2 alla settimana, sempre entro questi termini di tempo. Quindi io vi chiederei la cortesia di indicare con un messaggio rivolto a Fise Veneto, alla pagina Facebook di Fise Veneto, da dove sto trasmettendo e dove stiamo noi di Fise Veneto trasmettendo questo video, questa diretta, per indicare quale potrebbe essere la vostra preferenza. Ovviamente sarebbe bello effettivamente poterne fare 2 alla settimana, ci sarebbe più continuità, però voi dovete effettivamente valutare la vostra opportunità, cioè se avete il tempo, se avete la voglia, se avete la possibilità di dedicare ben 2 volte alla settimana a questa mezz'ora. Viceversa, se così non dovesse essere, manterremmo senza alcun problema ovviamente la cadenza settimanale. Quindi per cortesia mandate un messaggio, indicate la vostra preferenza e poi vedremo insomma chi preferirà più l'una o più l'altra e noi ci adegueremo di conseguenza. Ovviamente per me personalmente non è assolutamente un problema, quindi dipende effettivamente dalla vostra preferenza. Bene, detto questo, entriamo nell'argomento di questo primo incontro, che però è diciamo un momento un po' introduttivo, un momento un po' di spiegazione del tema che affronteremo lungo queste puntate, cioè, ripeto, i campionati internazionali. Cosa sono i campionati internazionali? Per campionati internazionali ovviamente noi intendiamo Olimpiadi, Campionato del Mondo, Campionato d'Europa e in seconda battuta l'ultimo che si è aggiunto in ordine cronologico, cioè la Coppa del Mondo. Sono appunto eventi che nel tempo, nella continuità del tempo, danno il senso di un movimento sportivo. Leggendo la storia dei campionati internazionali, noi leggiamo in realtà la storia del nostro sport, della nostra equitazione, dei nostri cavalli, dei nostri cavalieri, dell'organizzazione della vita sportiva del nostro paese. Il campionato internazionale per antonomasia sono ovviamente le Olimpiadi. Olimpiadi che quest'anno sono balzate alla cronaca degli eventi sportivi per un fatto epocale, e cioè la posticipazione dovuta alla pandemia del Covid-19, del coronavirus. Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono state rimandate sempre a Tokyo nel 2021, manterranno il logo di Tokyo 2020, ma verranno disputate nel 2021. A conferma della drammatica eccezionalità del tempo che stiamo vivendo, dobbiamo dire che non era mai accaduto nella storia dello sport mondiale che un'Olimpiade venisse posticipata. Ci sono state edizioni che sono state cancellate definitivamente, evento dovuto alla guerra, ovviamente, alle 2 guerre mondiali, ma mai nella storia era successo che un'Olimpiade venisse posticipata. Quindi il Tokyo 2020, in realtà nel 2021, è la prima Olimpiade della storia che si disputa in un anno dispari, altrimenti tutte le altre edizioni sono state disputate regolarmente, in anni pari. L'Olimpiade è il campionato internazionale per antonomasia, anche perché ha una tradizione enorme.
chiaramente se volessimo parlare delle Olimpiadi antiche dovremmo parlare di un millennio che si è svolto dal 776 a.C. al 393 d.C. Questo è l'arco di tempo durante il quale si sono sviluppate le Olimpiadi nell'antichità. E nel 393 d.C. Si sono interrotti. I Giochi olimpici non sono più stati disputati fino a che un signore francese non ebbe l'idea di riproporne la vita. Questo signore francese, lo sappiamo tutti molto bene, è il barone de Coubertin, che in realtà si chiamava Pierre de Frédy, barone di Coubertin, ma tutti noi lo conosciamo come Pierre de Coubertin, il quale fin dalla più giovane età si convince del fatto che lo sport sarebbe stata una componente fondamentale per la qualità della vita sociale delle persone, dei paesi, delle nazioni. E quindi lui, spinto da questa certezza, da questa convinzione assoluta, ha sempre cercato di promuovere, di stimolare, di spingere la pratica dello sport, fino a che quindi era convinto della funzione sociale dello sport, fino a che nel 1894, in occasione di un congresso che si tenne all'Università della Sorbona di Parigi, Pierre de Coubertin, che tra l'altro la cui famiglia, tra l'altro lo diciamo con un pizzico di orgoglio, aveva origini italiane, e come vedete noi italiani abbiamo lo zampino dappertutto, e dicevo appunto in occasione di questo convegno, di questo congresso tenuto all'Università della Sorbona di Parigi nel 1894, rilancia l'idea delle Olimpiadi. In realtà già in passato c'erano stati vari tentativi da questo punto di vista, però sempre molto, diciamo, regionalizzati, molto particolari, molto contenuti, insomma, senza quello spirito veramente di condivisione internazionale, mondiale, che l'Olimpiade portava in sé. Viceversa, de Coubertin pensa in grande, pensa a un grandioso evento che coinvolga tutto il mondo, convinto già allora, pensate, siamo nel 1894, dell'importanza della condivisione sociale, dell'unione, dell'integrazione, e convinto del fatto che lo sport potesse essere effettivamente il veicolo migliore per promuovere questo messaggio e ottenere infine il risultato auspicato. E questo congresso all'Università parigina della Sorbona si conclude con la decisione di effettivamente far rinascere le Olimpiadi, anzi non solo, proprio l'ultimo giorno di questo congresso, in giugno, viene fondato il Comitato Olimpico Internazionale, proprio in funzione dell'organizzazione della prima Olimpiade dell'epoca moderna, che venne deciso di assegnare ad Atene, proprio come segno di continuità storica e di continuità di contenuto, insomma, ad Atene nel 1896. E così accade, nel 1896 ad Atene viene disputata la prima Olimpiade dell'era moderna. In realtà l'auspicio che Pierre de Coubertin riversava su questo progetto è stato più volte tradito, perché appunto, come sappiamo bene, le Olimpiadi, proprio per il loro valore, per la loro eco, per la loro importanza trasversale e internazionale, molto spesso sono state utilizzate per motivi, diciamo, che con lo sport non avevano nulla a che fare, quindi diciamo bene strumentalizzate, è questa l'espressione, per altri fini. E a parte la sospensione di 3 edizioni dei Giochi Olimpici a causa delle guerre mondiali, quindi nel 1916, nel 1940 e nel 1944 la prima e la seconda guerra mondiale bloccarono la vita delle Olimpiadi, ma poi ci furono veri e propri
momenti di impugnazione dell'Olimpiade come una clava politica sostanzialmente. Già nel 1956 ci fu un primo boicottaggio che però non ha grande rinomanza, nella storia non viene quasi mai citato, ma di fatto è esistito, perché alcuni paesi, nel 1956 le Olimpiadi si disputarono a Melbourne in Australia, per quanto riguarda noi invece dello sport equestre, Stoccolma in Svezia per le questioni legate a una quarantena che poi vedremo quando sarà il momento. Però nel 1956, sapete bene, ci furono i terribili fatti dell'Ungheria, la repressione violenta dell'Unione Sovietica nei confronti della ribellione ungherese, e proprio per protestare contro questa forma di violenza ci fu il boicottaggio, peraltro molto ridotto, molto contenuto nei numeri, perché solo Olanda, Spagna e Svizzera rinunciarono a partecipare a quelle Olimpiadi proprio per questa ragione. Ma il boicottaggio ben più famoso e ben più consistente fu quello delle edizioni 1980 e 1984. Nel 1980 le Olimpiadi erano programmate a Mosca e tutto il blocco, quelli erano anni, lo sapete bene, insomma, in cui la guerra fredda era abbastanza così viva, e tutto il cosiddetto blocco occidentale, quello che faceva riferimento agli Stati Uniti d'America, boicottò le Olimpiadi di Mosca, e fu un boicottaggio pesante, perché di fatto la maggioranza delle potenze anche sportive mondiali a Mosca non gareggiarono. Naturalmente il blocco occidentale rese pan per focaccia, un'espressione un po' ridicola se applicata a questo contesto drammatico, comunque rese la stessa moneta, diciamo, nel 1984, quando le Olimpiadi erano in programma a Los Angeles, e fu la volta del blocco cosiddetto sovietico boicottarle. Bisogna dire il vero che da un punto di vista così di equiparazione dei due boicottaggi fu più efficace quello del 1980, fece molto più scalpore e privò di un maggior numero di atleti di rilievo la gara olimpica. Quindi insomma il messaggio di Pierre de Coubertin in queste occasioni è stato decisamente tradito, ed è stato tradito anche la simbologia rappresentata dal logo che tutti noi amiamo e conosciamo, quello dei 5 cerchi olimpici su sfondo bianco. I 5 cerchi olimpici, lo sapete bene, rappresentano i 5 continenti che si uniscono, e i colori di questi cinque cerchi sono i colori, il blu, il giallo, il nero, il verde e il rosso, sono i colori che in quel momento facevano parte di tutte le bandiere di tutti gli stati del mondo. Quindi il senso era veramente quello dell'universalità. Per quanto riguarda lo sport equestre, le Olimpiadi hanno sempre avuto un significato, come per tutti gli altri sport evidentemente, però un significato particolare, molto più importante da un punto di vista del prestigio dell'evento, di quanto non sia per il campionato del mondo, per il campionato d'Europa, per la Coppa del Mondo. Ma c'è una ragione ovviamente ben precisa per questo, tanto perché appunto le Olimpiadi hanno una tradizione cronologica molto più radicata nel tempo, ma poi perché da subito l'Olimpiade ha presentato la gara a squadre, e quindi è sempre stata un appuntamento alle quali le nazioni, le federazioni ambivano enormemente. Non dimentichiamo che per buona parte anche del Novecento la gara a squadre aveva un'importanza decisamente superiore rispetto alla gara individuale.
perché c'era la rappresentanza del paese, c'erano i simboli nazionali, c'era insomma cose che avevano un significato probabilmente più sentito di quello che invece accade oggi, sicuramente nel mondo dell'equitazione, questo è certo. E quindi le federazioni, adesso entriamo nel dettaglio per quanto riguarda lo sport equestre, le federazioni dello sport equestre hanno sempre guardato le Olimpiadi come al massimo obiettivo cui puntare. E questo anche perché, ripeto, negli altri due campionati che sono comunque nati più tardi, la gara a squadre non c'è stata fin dal principio. Nel campionato del mondo, nel campionato d'Europa, la gara a squadre è arrivata molto dopo che aveva preso piede la gara individuale. Di conseguenza il problema per ogni federazione era riuscire ad ottenere il miglior risultato possibile in occasione dei Giochi Olimpici. Per l'Italia questo, e per quanto riguarda lo sport equestre ovviamente, per l'Italia è stato un argomento molto forte fin dal principio, anche perché, come ben sapete, noi abbiamo così esercitato un ruolo molto importante nella storia dell'equitazione, proprio perché l'equitazione sportiva, così come oggi la pratichiamo, è nata in Italia grazie a Federico Caprilli. Le squadre italiane hanno avuto una grande evidenza nella fase iniziale dello sport equestre, del salto ostacolo in particolare, ma anche del completo. Quindi per l'Italia è sempre stato un impegno molto molto sentito. Non ultimo il fatto, parliamo adesso dalla seconda guerra mondiale in poi, che il CONI, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, erogava contributi in ragione dei risultati ottenuti ai Giochi Olimpici, quindi tanto migliore era il risultato ottenuto in termini di prestazione sportiva, quanto più consistente era il contributo che veniva incamerato dalla federazione. È un aspetto importante questo, perché fino alla seconda guerra mondiale i cavalli erano di proprietà dell'esercito e dunque dello Stato. Tutti i cavalli che venivano utilizzati per l'attività internazionale erano di proprietà dell'esercito e quindi dello Stato italiano. E naturalmente i cavalieri erano cavalieri militari. Dopo la fine della seconda guerra mondiale, ovviamente l'esercito da questo punto di vista non è più esistito, i reggimenti di cavalleria sono stati smembrati, l'intera organizzazione è stata disarticolata, l'organizzazione sportiva equestre, ma questo lo sapete bene perché è stato l'argomento dei primi due incontri, quindi adesso non ritorniamo su questo tema. Però è rimasta una mentalità molto forte, molto radicata, perché nasceva da un periodo altrettanto lungo e altrettanto consistente, cioè l'idea secondo la quale i cavalli, per praticare l'agonismo di alto livello e soprattutto per raggiungere le Olimpiadi, dovessero essere di proprietà dello Stato, o quantomeno lo Stato avesse forte il senso di dover colmare eventuali lacune di carattere privato. L'equitazione, il salto ostacoli come diciamo sport privato ad alto livello ci mette un po' dopo la seconda guerra mondiale a prendere avvio, ma rimane forte questa sensazione, cioè che la federazione fondamentalmente, uno dei compiti della federazione fondamentalmente fosse quello di mettere a disposizione dei migliori cavalieri italiani i cavalli per andare a fare i Giochi Olimpici. E quindi cosa succede? Succedeva che la federazione, con il contributo del CONI, andasse
a comprare, a fare le cosiddette rimonte, cioè l'acquisto ingente di cavalli all'estero, soprattutto in Irlanda, questo durante gli anni 50 e anche buona parte degli anni 60, per portare in Italia, ma parliamo di un lotto di 20-25 cavalli a volta, per portare in Italia cavalli da immettere nella preparazione sportiva e augurabilmente portarli a livello olimpico. Questa era una preoccupazione della FISE di questi anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale, il decennio 50 e buona parte del decennio 1960. Era una delle preoccupazioni principali della Federazione Italiana Sport Equestre, e che ha avuto poi degli strascichi anche importanti. In qualche modo è anche stata una delle ragioni per cui poi noi abbiamo patito una crisi così forte a livello agonistico nel corso del tempo, proprio perché altri paesi invece si erano evoluti in maniera decisamente più moderna sotto questo aspetto. Il valore dei cavalli cresceva sempre di più, il valore il potere d'acquisto della FISE diminuiva sempre di più, insomma, quindi alla fine c'è stata questa crisi. Il punto è che la FISE ha sentito questa necessità e siamo arrivati quasi fino a metà degli anni '80 con questo atteggiamento. Molti tra voi ricorderanno la scuderia federale dell'allora presidente della FISE, Lino Sordelli, che fu anche uno dei motivi di maggiore crisi, discussione, poi insomma questo lo vedremo quando sarà il momento, ma ora era solo per dare un'infarinatura generale di questo concetto. Quindi l'obiettivo, il tentativo di raggiungere un importante risultato nella gara a squadre in occasione dei Giochi Olimpici ha fatto sì che la nostra federazione per tanto tempo abbia avuto questa responsabilità, abbia sentito questa responsabilità, quella di fornire i cavalieri italiani di cavalli importanti. Arriviamo quindi adesso, ritorniamo alla cronologia olimpica invece, per dire che il 1900, i Giochi Olimpici di Parigi nel 1900 presentano per la prima volta i cavalli in campo, ma non si parla però di Olimpiade per quanto riguarda lo sport equestre. Qui c'è una situazione ancora oggi non molto chiara, perché nel 1900 scusate, intanto adesso stavo cercando di capire se posso farvi vedere un'immagine oppure no, ma mi sembra di no. Vabbè, 1900 dunque le Olimpiadi spariscono un po' perché vengono inserite nel programma della Esposizione Universale, programmata a Parigi appunto nel 1900, ma lo sport viene un po' così ingurgitato da questa massa di evento e perde evidenza. In quell'occasione c'è una storia abbastanza buffa, e ancora oggi, di cui ancora oggi si parla in termini non molto chiari, e cioè Federico Caprilli avrebbe dovuto partecipare a questo concorso internazionale di Parigi, inserito all'interno delle Olimpiadi che si disputavano all'interno dell'esposizione internazionale. Come vedete anche proprio la definizione di questo evento, concorso ippico internazionale di Parigi, che fece parte della seconda Olimpiade moderna, quasi come a voler tenere separate le due cose, cioè un conto era l'Olimpiade moderna e d'altro conto era questo concorso internazionale inserito nell'Olimpiade. Per esempio, alcune fonti a proposito delle gare equestri di questo concorso internazionale parlano di consegna di medaglie, cavalieri che hanno vinto la medaglia.
Altre fonti invece dicono esplicitamente che quella fu una delle occasioni in cui le medaglie non vennero consegnate, proprio perché non si considerava lo sport equestre, quella presenza dello sport equestre, come gara olimpica. Probabilmente là dove si parla di medaglie lo si fa solo per omaggio a una convenzione, perché parlando di Olimpiadi si parla di medaglie, ma probabilmente queste medaglie in realtà non ci sono state. Comunque Federico Caprilli avrebbe dovuto partecipare a questa edizione dei Giochi Olimpici di Parigi 1900 con il cavallo Oreste, se non che venne effettivamente mandato a Parigi, se non che ci fu in quel momento lo scioglimento delle Camere e quindi gli ufficiali italiani vennero, agli ufficiali italiani, tutti, qualunque ufficiale italiano, venne fatto divieto di espatrio e quindi Federico Caprilli fu costretto a non partecipare a questi giochi, a questo concorso internazionale. Ci andò in sua vece Gian Giorgio Trissino. Gian Giorgio Trissino, tra l'altro, per tutti noi veneti è un nome importante perché lui era veneto, vicentino, nato nel 1877 e morto nel 1963, è stato un uomo davvero speciale, un uomo di grande cultura, ha scritto libri, ha scritto musica, ha girato film dedicati anche allo sport equestre in particolare, ma comunque in quegli anni era ufficiale, aveva montato nei corsi di Pinerolo, conosceva ovviamente molto bene Caprilli, il motivo per cui venne poi inviato lui e non Federico Caprilli era evidentemente per una questione di ottima relazione tra i due, e Gian Giorgio Trissino effettivamente vinse a pari merito con un altro concorrente, vinse la gara di elevazione e si classificò al secondo posto in quella di estensione. Quindi la situazione è ancora non molto chiara. Alcune fonti sostengono che queste siano state le prime medaglie olimpiche conquistate da un cavaliere italiano. Ma in realtà la federazione italiana, chiedo scusa, la federazione internazionale, la FEI, dice al termine delle Olimpiadi di Stoccolma 1912, parla nel suo report ufficiale dicendo, vi leggo proprio il testo letteralmente, si dice che le competizioni dello sport equestre sono state inserite nel programma delle Olimpiadi moderne per la prima volta a Stoccolma 1912. Quindi questo taglierebbe la testa al toro, nel senso che il successo di Gian Giorgio Trissino non dovrebbe essere considerato come un successo olimpico. La sua vittoria e il suo secondo posto nelle due gare previste in quell'occasione, cioè la prova di elevazione e quella di estensione, ovviamente ci sono e rimangono, però per quanto stabilito dalla Federazione Equestre Internazionale non sono da considerarsi come prove olimpiche, quelle disputate a Parigi nel 1900. Bene, con questo vedo che siamo arrivati a 35 minuti, io ovviamente potrei andare avanti anche per altre 2 ore a raccontare e parlare di queste cose meravigliose che tanto ci appassionano, però direi che come prima volta potremmo fermarci qui per capire soprattutto qual è la vostra reazione. Io vi pregherei sinceramente di dare un riscontro a questo primo incontro per una forma di collaborazione, così possiamo calibrare meglio gli incontri successivi, quando entreremo più nel dettaglio di quanto fatto quest'oggi per quanto riguarda le varie competizioni, le gare e i protagonisti. Partiremo quindi da Stoccolma 1912, dopo questo racconto più o meno introduttivo per quanto riguarda la storia delle Olimpiadi. Quindi se voi avete voglia di perdere un secondo, insomma, mandate messaggi, fateci sapere se
siete favorevoli al mantenimento di questo programma, se preferite le 2 puntate a settimana piuttosto che una, se vi va bene la durata di mezz'ora, 3/4 d'ora, o se invece potreste resistere anche di più, in maniera tale, insomma, che così noi si riesca a calibrare meglio i contenuti dei prossimi incontri. Intanto io spero sinceramente che, insomma, che tutto sia funzionato nella maniera migliore. Non lo so in questo momento, come vi ho detto, io sono qui da solo con me stesso. Spero che questo incontro sia andato bene, e quindi ci vedremo giovedì prossimo alle 15, se vorrete mantenere una cadenza di 2 volte alla settimana. Viceversa, ci vedremo lunedì prossimo, sempre alle ore 15, se il gradimento maggiore verrà riservato alla sola puntata per settimana. Vi saluto, vi ringrazio davvero per aver seguito questo primo incontro, e quindi ci vediamo in occasione del prossimo. Buon pomeriggio a tutti.